Tribute. I comitati per referendum sulla divisione amministrativa tra Venezia e Mestre presentano ricorso contro la sentenza del TAR che aveva bloccato la consultazione prevista per lo scorso 30 settembre. Non si placano le polemiche per lo stop alle auto diesel nel bacino padovano, Veneto incluso. Sul piede di guerra ci sono tanti cittadini veneziani che chiedono il taglio del 50% del bollo auto e dell'assicurazione. Dopo mesi di barricate, ANCI e Governo trovano l'intesa che sblocca definitivamente il bando periferie e via libera ai progetti in cantiere nei comuni della città metropolitana. 77enne esce di casa e non vi fa più ritorno, apprensione, Retrego di Milano per la scomparsa di Gianna Salviato, vane per ora le ricerche dell'anziana. Sdraiati su un telo in piazza San Marco costa 1.000 euro di multa, lo hanno imparato sulla loro pelle 5 turisti tedeschi che ieri hanno pensato di sdraiarsi davanti alla basilica sopra un candido asciugamano. Inaugurata da pochi mesi, è stata bersagliata nei giorni scorsi da misteriosi vandali la viola di fronte alla chiesa di Campalto e durante la notte ha provocato il massimo danno possibile all'opera. L'Umana Reyer vince la Tagliercio, la seconda di Champions League, non era facile un turno così impegnativo, il commento di coach De Raffaele nel post partita. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Venezia, questi dunque i titoli. A poche ore dalla notifica della sentenza arriva l'annunciato ricorso al Consiglio di Stato sul referendum per la separazione. I comitati sono ottimisti al voto prima del 2020. Sentiamo. I comitati per il referendum sulla separazione amministrativa tra Venezia e Mestre hanno presentato ricorso contro la sentenza del TAR che aveva bloccato la consultazione prevista per lo scorso 30 settembre. A sostenere le loro ragioni al Consiglio di Stato sarà il costituzionalista Duccio Traina, pronto a contestare le motivazioni della sentenza del Tribunale amministrativo notificata in queste ore alla Regione Veneto. Non c'è nessuna lesione del principio di rappresentanza politica, in quanto già adesso Venezia, il Comune di Venezia, è meno di un quinto della popolazione di tutta l'area metropolitana, quindi non si vede quali siano le motivazioni per cui la divisione del Comune dovrebbe portare alla paralisi della città metropolitana. I separatisti si dicono ottimisti tanto sull'esito quanto sui tempi del ricorso. Speriamo ci sia anche un'anticipazione della discussione nel merito e arrivare al referendum entro settembre del prossimo anno, cioè prima delle prossime elezioni amministrative. Tra i promotori dell'azione legale anche il professor Stefano Zecchi. Prima ancora che delle ragioni dell'autonomia amministrativa, puntualizza, si tratta di salvaguardare un principio democratico. Il referendum per di più è consultivo, per cui davvero è fatto per sentire il polso delle persone. E negarlo attraverso cavilli giuridici secondo me è sbagliato. I cittadini, chi osa l'ex candidato sindaco Gianangelo Bellati, sono stati derubati di un loro diritto garantito dalla Costituzione. Io sento un po' di rabbia, se vogliamo, da parte di molte persone, perché in fin dei conti anche alcuni che non volevano votare per questa creazione dei comuni dicono ma la libertà di voto, la possibilità di avere un referendum invece è una cosa molto importante. Non si placano i mugugni per lo stop alle auto diesel nel bacino padano, Veneto incluso. Sul piede di guerra ci sono tanti cittadini veneziani che per compensare il blocco del proprio veicolo chiedono il taglio del 50% del bollo auto e dell'assicurazione. Se dobbiamo tenere fermo la macchina 12 ore, allora pretendo che anche l'assicurazione mi venga decurtata il bollo. Il bollo paghi il superbollo e il bollo è la stessa cosa. Perché devo pagarlo pieno e caricato anche di più? Mi dica perché. Se no non posso muovermi per 12 ore. Sulla carta è un provvedimento di buonsenso volto a limitare i danni prodotti dall'inquinamento della circolazione dei veicoli diesel fino a Euro 3. In pratica la limitazione del traffico imposta dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 senza finestre intermedie fino al 31 marzo 2019 sta causando non pochi mugugni e infiniti interrogativi a cui ancora non c'è risposta. Se passo la revisione e sono dentro ai limiti, perché no? Cioè se va da 1 a 10 e sono 8, 7, quello che sono, perché non posso correre? Bisogna sgravare i cittadini da delle spese che sono assurde. Se uno corre il 50% in un giorno, bisogna che l'assicurazione
venga pagata dal cittadino al 50%. E la Regione nel bando che ho qua, che mi è stato inviato proprio dalla Regione, non prevede niente, il Comune non prevede niente. Il bollo auto, che è una competenza della Regione, come la Regione fa questa delibera, deve in automatico anche predisporre che il bollo venga pagato al 50%. Queste sono cose elementari. Pur se le deroghe nell'ordinanza stilata dal Comune di Venezia non mancano e anzi comprendono un numero sconfinato di eccezioni, i cittadini proprietari delle auto incriminate si sentono penalizzati e pretendono un risarcimento danni anche sotto forma di incentivo per poter acquistare una nuova automobile e per il territorio veneziano almeno provvedimenti che limitino fonti ben più inquinanti delle macchine. Qui a Venezia abbiamo il porto, per esempio. Voglio leggere una fonte qua internet che dice che le navi passeggeri, una nave passeggeri di media grandezza consuma 150 tonnellate di carburante al giorno, che sono oli pesanti. Allora io mi domando perché la Regione non ha previsto un meccanismo di salvaguardia dei cittadini contro le grandi navi che inquinano. Non è che noi cittadini possiamo dare delle soluzioni perché non abbiamo i mezzi tecnici per capire come fare a risolvere questo problema, però la Regione ha tutti gli strumenti. E mentre in terraferma si protesta per norme ambientali troppo proibitive in laguna, si raccolgono invece le firme per il motivo opposto. Un gruppo di cittadini di Venezia chiede al sindaco di introdurre limitazioni ai motori nautici più vecchi e inquinanti. La qualità dell'aria lungo il Rio Novo peggiore di quella di Mestre o Marghera. In particolare ARPAV ha certificato concentrazioni di biossido di azoto 5 volte superiori alle soglie massime di sicurezza per la salute. Colpa dei motori delle barche, spesso più vecchi e inquinanti di quelli dei veicoli su strada. Un gruppo di cittadini si è così messo in moto, raccogliendo in meno di una settimana circa 500 firme per chiedere al Comune di intervenire, imponendo limitazioni al traffico nautico simili a quelle in vigore per le auto in terraferma. Il moto ondoso è insostenibile, le navi in bacino qua in marittima non aiutano certo a far sì che l'aria sia respirabile e niente, abbiamo avuto una risposta più che massiccia da parte dei residenti della zona, ma non solo. Abbiamo avuto anche la segnalazione un po' dalle altre zone della città, Canareggio e altri, come dire, canali nevralgici dove c'è un grande traffico di entrata e uscita verso l'aeroporto, verso il centro città. Sono in una situazione analoga e hanno voglia di unirsi alla protesta perché la situazione è diventata insostenibile. A sostenere la protesta anche la Municipalità di Venezia, il cui presidente Giovanni Andrea Martini intende convocare un'assemblea pubblica per discutere del tema. 3.000 passaggi di barche al giorno in Rio Novo sono troppi, sostiene. Non è ammissibile che in una città dove non vi sono auto si respiri un'aria peggiore delle altre, come segnalato anche dall'ULSS. Già nel luglio scorso invitava le autorità competenti e naturalmente il sindaco in primis, visto che è colui che deve tutelare la salute dei cittadini, a intervenire perché ci fossero delle misure di abbattimento di queste soglie terribili. Dopo mesi di barricate, i sindaci dei comuni capoluogo del Veneto possono tirare un sospiro di sollievo. ANCI e Governo hanno trovato finalmente la quadra sul bando periferie che è stato definitivamente sbloccato. La presidente di ANCI Veneto, Maria Rosa Pavanello, ha espresso soddisfazione per l'accordo raggiunto, un'intesa fondamentale perché ripristina risorse importanti per i comuni, ha detto la Pavanello. In Veneto l'accordo sblocca i progetti di 6 comuni capoluogo e della città metropolitana di Venezia per circa 150 milioni di euro. Da Cafarsetti la notizia dell'intesa raggiunta viene accolta con cautela, non crediamo agli annunci, attendiamo la nota ufficiale di Palazzo Chigi, ha riferito l'ufficio stampa del Comune di Venezia. Siamo alla cronaca, ancora senza esito le ricerche di un'anziana di cui non si hanno più notizie da ieri sera. La donna, 77 anni, si era allontanata dalla sua casa a Vetrego di Mirano e non vi ha fatto più ritorno. Sentiamo.
Da ieri sera nel Milanese si sono perse le tracce di un'anziana, Gianna Salviato. La donna, 77 anni, vive con il marito nella frazione di Vetrego, da dove si è allontanata, pare, per raggiungere Scaltenigo. L'allarme è stato dato dai familiari che temono per la salute della donna, che soffre di vuoti di memoria e potrebbe avere perso l'orientamento. Ieri sera si sono mossi subito i vigili del fuoco con l'elicottero, il nucleo sommozzatori e i cinofili per il pelustramento anche dei corsi d'acqua limitrofi alla strada. Della scomparsa si è occupata anche la trasmissione televisiva Chi l'ha visto, ma fino ad ora non sono arrivate segnalazioni attendibili e le ricerche non hanno dato alcun esito. Al momento della scomparsa la donna, che porta gli occhiali ed è alta circa 1,70 m, indossava un cardigan marrone, una gonna grigia e un paio di ciabatte bianche. Giovanissimi protagonisti a Mestre di un inquietante episodio di cronaca. Sentiamo. Rissa tra minorenni nel parchetto di via Antonio da Mestre, non distante dall'area degradata dell'ex ospedale Umberto I. Da una parte 6 o 7 ragazzi italiani, dall'altra non meno di una ventina di bengalesi. I secondi si erano presentati armati di catene per punire gli italiani di alcuni commenti pesanti rivolti poco prima a 2 ragazze bengalesi. L'intervento della polizia ha impedito che la rissa degenerasse. Poche ore dopo, in via Leardi, gli stessi ragazzi italiani se la sono presa, forse per ritorsione, contro un altro gruppetto di bengalesi che nulla c'entrava con gli aggressori di prima. Ancora una volta è dovuta intervenire la polizia, che ha fermato e identificato i minorenni. Ancora una rissa, questa volta tra stranieri, all'origine del provvedimento del questore che ha sospeso per 7 giorni l'attività di un ristorante giapponese di via Torino. A restare ferito lo scorso giovedì un cinese di 41 anni, trovato sanguinante di fronte all'ingresso secondario del locale. Del suo aggressore nessuna traccia. Sdraiarsi su un telo in piazza San Marco costa caro, lo hanno imparato sulla loro pelle i 5 turisti tedeschi che ieri inspiegabilmente hanno pensato di sdraiarsi davanti alla basilica sopra un candido asciugamano. Sembrava un timido flash mob, invece si è rivelato per quello che effettivamente era, cioè solo il bisogno di stendersi a terra come al mare dopo una giornata trascorsa a Venezia tra Calli e Campielli. E siccome la pavimentazione di piazza San Marco è preziosa, sì, ma certamente non tirata a lucido, 5 giovani tedeschi hanno pensato di appoggiarsi sopra ad altrettanti candidi asciugamani. Quando è troppo, deve aver pensato più di qualche cittadino solerte che ha subito richiesto l'intervento di una pattuglia della polizia locale. Sembra essere un colpo di coda, mi auspico quantomeno, di fine estate. Sono intervenute le nostre pattuglie di polizia locale che hanno identificato le persone e le hanno sanzionate, così come previsto dal regolamento. 200 euro a testa la multa comminata ieri pomeriggio ai 5 giovani, 4 ragazze e un ragazzo, oltre naturalmente alla pena dell'esposizione al pubblico ludibrio della piazza virtuale di Venezia non è Disneyland. Su Facebook l'ennesimo affronto a Venezia è stato commentato con la ferocia di sempre. Tra l'indignazione generale sono spuntate addirittura richieste di pene corporali. Finché ci saremo noi faremo di tutto perché le persone tutte rispettino le regole che esistono, perché un mondo senza regole è veramente un mondo che va allo sfascio. Vandali in azione di notte a Campalto contro un monumento simbolo della storia recente del paese. Inaugurata da pochi mesi, è stata bersagliata nei giorni scorsi da misteriosi vandali l'aiuola di fronte alla chiesa di Campalto. Durante la notte qualcuno ha fatto del suo meglio per provocare il massimo danno possibile a quest'opera pubblica, nata dalle ceneri della famigerata Fontana del Tubo di cui la popolazione del paese aveva finalmente ottenuto l'interramento dopo anni di battaglie. Dopo 10 anni finalmente, superando anche dei problemi di carattere burocratico che non sto qui a dire, e con un impegno appunto di carattere economico, si è riusciti a risolvere il problema perché al posto della fontana era stata fatta un'area tipo un'aiuola con dei sassi e delle piante. Purtroppo l'altro giorno è accaduto che questa fontana sia stata danneggiata. Mistero sugli autori del gesto e su cosa li abbia spinti ad accanirsi contro il patrimonio pubblico. Sulla vicenda indaga la polizia locale. Ferma la condanna del presidente della municipalità Marco Bellato. Questi episodi che si verificano di danneggiamento della cosa pubblica sono degli episodi assolutamente deplorevoli, perché bisogna avere rispetto e senso civico e voler bene alla cosa pubblica, soprattutto perché queste opere hanno dei costi per la collettività e quindi sono degli atti che sicuramente vengono sconfessati in ogni modo.
Ed ora invece parliamo di sicurezza con il nuovo progetto di legge regionale sul controllo di vicinato. Sentiamo. Segnalare se non funziona una lampadina dell'illuminazione pubblica, se c'è un pericolo sulla strada, cioè creare una rete che sul territorio possa essere utile alle amministrazioni comunali per far sì che appunto le cose che non funzionano e che mettono in pericolo la sicurezza, ripeto, a 360 gradi dei nostri cittadini, possano essere ricevute, segnalate attraverso i canali corretti e aiutare appunto a risolvere anche i piccoli problemi che normalmente abbiamo nelle nostre città. E ancora, capire perché le missive della cassetta postale dei vicini non vengono ritirate da tempo. Di più, essere di sostegno alle persone anziane che vivono sole. Soltanto alcuni degli accorgimenti da adottare per controllare il territorio in cui si vive. Comportamenti da seguire con il controllo di vicinato che d'ora in poi, con il progetto di legge regionale 394, vedrà delle linee guida comuni per tutto il territorio veneto, affinché soprattutto ogni prefettura adotti lo stesso protocollo. Quindi creare una norma ombrello che dia un coordinamento, che dia delle linee guida, che dia anche una formazione dove necessario per far sì che questa possibilità di educazione civica, di senso civico dei cittadini possa anche in qualche maniera essere coordinata su tutto il territorio regionale. Quindi fare una cosa che serva ai comuni anche per dare un indirizzo e delle linee appunto ai cittadini che vogliono rendersi utili al proprio territorio. Cittadini a cui non si chiede un atto eroico con interventi in prima persona, bensì di segnalare gli stessi a chi di competenza, ovvero forze dell'ordine e pubblica amministrazione, con i comuni che rimangono tasselli fondamentali della sicurezza, con il primo cittadino che resta interlocutore della sua città o paese con l'organo di governo territoriale. Far sì che ci sia anche un senso civico nei quartieri, nelle vie, per ritornare anche a guardarsi fuori dalle proprie porte, sempre guardando appunto alla sicurezza della propria casa, dei propri cari, dei propri vicini. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, poi torneremo in studio e parleremo anche di basket con la Reyer, con la vittoria in Champions League della Reyer di coach De Raffaele. Bene, siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Una pesante bocciatura di decreto fiscale e manovra economica arriva da Confindustria veneziana, il cui presidente Vincenzo Marinese non risparmia critiche all'impostazione del governo. Mi sembra la manovra degli smemorati. Cioè, chi oggi si è dimenticato magari di dichiarare qualcosa alla fine può ripianare la sua memoria e questa cosa non mi piace. Non chiamate la pace fiscale. L'invito arriva dal presidente di Confindustria Venezia Vincenzo Marinese, che boccia sonoramente il decreto oggetto in queste ore dello scontro tra Lega e 5 Stelle all'interno del governo. Di pace fiscale onestamente vedo poco, perché quando ho sentito l'intervista al presidente Conte, il presidente Conte diceva essenzialmente una cosa: viviamo in un paese che ha un rapporto col fisco difficile, dobbiamo vedere di fare una riforma fiscale che metta in condizione il contribuente e l'Agenzia delle Entrate di parlare, di dialogare in maniera aperta. Io sono rimasto lì, oggi invece vedo soltanto una sorta di condono che onestamente non mi piace. Perplessità dal presidente di Confindustria Venezia anche sull'estensione del regime forfettario alle partite IVA fino a 65.000 euro, unica vera misura di riduzione fiscale contenuta nella manovra economica. Io ho l'impressione che metta in condizione chi può crescere di non crescere, perché superare lo scaglione a 65.000, 70.000 o da 100.000 a 110.000 avrà un impatto dal punto di vista fiscale, dal punto di vista proprio delle tasche del contribuente. Siamo arrivati allo sport con il basket, la vittoria in Champions League della Reyer di Walter De Raffaele, una vittoria importante in un girone difficile, ha detto coach De Raffaele nel post partita. Prima di tutto complimenti e congratulazioni all'Apoel, perché credo che abbia giocato una partita di grande spessore, ma sapevamo, è una squadra importante con tanti giocatori di talento, che gioca bene, anche giocatori di esperienza, e
qualcuno è passato anche in Italia, soprattutto la prestazione di Wyatt, che quando avevamo la partita sempre in pugno ha trascinato la squadra anche con canestri veramente di grandissimo talento, dove abbiamo provato poi a raddoppiare, ma insomma, tanto di cappello, tant'è vero che gli ho fatto i complimenti alla fine. Detto questo, credo che Olona abbia avuto un approccio più aggressivo di noi, soprattutto all'inizio. Noi siamo stati costretti spesso a rincorrere, ma quando abbiamo girato la partita al nostro favore ci è mancato, come diceva Austin, attenzione su alcune situazioni come dei tagli, dei rimbalzi offensivi, e poi il talento comunque di Olon ha fatto poi la differenza nel ricucire. Credo che la partita sia poi stata vinta meritatamente, è una vittoria importante in un girone molto difficile. Adesso è importante recuperare energie, perché come si è visto facciamo fatica a mantenere intensità, sperando, credo che Giulia non abbia niente di particolare, anche se poi non ha più tirato perché aveva dolore alla spalla, ma si è limitato a difendere e passare. Niente, vittoria importante, pensiamo subito a riposarci domani e alla prossima partita. Prima di chiudere vi ricordo questa sera la nostra trasmissione 20 e 10 con l'intervista al Presidente della Regione Lazio ed esponente del PD Nicola Zingaretti. Questa era l'ultima notizia, vi lascio le nostre previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. Ben ritrovati al meteo. Pressione in aumento a garanzia di un'altra giornata soleggiata, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto sin dal mattino sarà bel tempo, asciutto e stabile su tutte le province con ampio soleggiamento ovunque. Il cielo infatti si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Non sono attese precipitazioni degne di nota. Temperature minime tra 12 e 15 gradi, massime comprese invece tra 21 e 24 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione infatti splenderà il sole. Sarà dunque una bellissima giornata caratterizzata da un cielo che si presenterà sereno o al massimo con presenza di poche nubi a carattere sparso. Temperature minime tra 13 e 15 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 22 e 25 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, tuttavia al mattino sarà possibile qualche addensamento sui settori meridionali della nostra regione, ma senza ulteriori conseguenze. Ampio soleggiamento invece sul resto della regione con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 12 e 13 gradi, massime oscillanti invece tra 23 e 25 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.